trovo a Cercola, alle falde del Vesuvio, per il mio secondo appuntamento. Sono Emanuele Cuomo, ho 34 anni e sono di Castellammare di Stabia. Il mio percorso è iniziato un po' per gioco e la forte passione per la cucina ha permesso che tutto ciò diventasse un vero e proprio lavoro. Oggi sono un food influencer e lavoro per eventi e feste private. Sui social sono conosciuto come Manu Food ed oggi voglio portare il mio amico Ahmed da Ubraciuolo. E che tu dica a fare? Amico mio, Ahmed, come stai? tutto bene? Tutto Che bene. mi dici di bello? Ti dico solo che ho fame. Hai fame? Tengo tanta fame. Quando mai tu? Dove mi porti a mangiare? Allora, questa sera ti porto nel locale più antico della zona. Ah, Un locale storico dove fa piatti della tradizione. ma della tradizione E io vera? vado sempre quando voglio un ambiente familiare e piatti Ti trovi tradizionali. a casa tua, Casa diciamo. mia. E allora portami a casa tua, Porto nella là tua seconda e casa. Ti dico pure la sua specialità. Qual è? Trippa e pariumus. Veramente? So che sicuro che a te ti piace. Dove dobbiamo andare? Qua, fratello. Bellissimo. Maurizio, Ciao, bellissimo. come stai? Ho portato un amico ad assaggiare la tua cucina, te lo presento. Piacere, Ahmed. Mi vado a sedere nel solito posto nel giardino io mentre... Sì, Aliccio, a me mi devi dedicare 5 minuti. Mi devi raccontare la storia di questo locale. Va bene. Maurizio, da quanti anni è aperta questa trattoria? Questa trattoria veramente non era per una trattoria, era solo tripperia prima, 1968. È stata aperta dal nonno di mia moglie, che ancora con banchi di legno, perché non esisteva nulla acciaio e non il ferro, proprio via che hanno buttato. Poi diciamo nel resto ti può spiegare mio zio che è il figlio proprio di nonno, diciamo, padre. Ah, ho capito. Diciamo Via storia. che hanno buttato proprio. Ok. Una cosa mi interessa in particolare. Ma perché si chiama Ubraciuolo, sto locale? Si chiamano i Braciolo perché mia nonna chiamavano Braciolo, in dialetto napoletano. E a noi ci hanno messo il nome di Braciolo e abbiamo aperto questa trattoria. Ah, ho capito, quindi il nome deriva dalla nonna che era una bella ragazza. Esatto. E quindi è rimasto nel corso del tempo. E sono 60 anni che noi facciamo la tradizione. Ma la tipologia di cucina che si fa qua, qual è? Che esiste una cucina antica napoletana, esiste ancora un strato ruoglio in coppa allardiata, esiste la fella di carne e non esiste la bistecca, esiste la pasta e fasola e non esiste o fagiolo con gourmet, con persili. La vera tradizione. La tradizione antica napoletana che è rimasta tutta in famiglia, diciamo. Ma Mauri, cosa mi fai mangiare stasera? Vatti a sedere che mi vedo tutto così. Ragazzi, Grazie, buon appetito. grazie. Guarda, mousse. No. Vai. prima cosa dobbiamo assaggiare. prima per conto. Metti il bicchiere. Questa è proprio una cosa più napoletana di questa non c'è. Come tradizione qua. Tradizione. È a casa la domenica quando stai a casa. Certo. E domenica a casa mia qua. Fratello, alla tua? Ma questo qua che ci ha portato? Questo per un musso. Questo è proprio il classico operio musso. Qui vedo la lingua
Lingua. Vai, ci sta il muso che è la parte mia preferita. Ah, Sarebbe questo pezzo qua. Ok. C'è la pelle, ci sta poi il piede, la parte callosa, ah, bellissimo. olive e lupini, non ci resta che il sale già ci sta, non sale. ci resta che spremere il limone. Assaggia. Manu, non mi chiamare scostumato, non mi chiamare scostumato, ma mangio con le mani. Mi piace di più. È bello, diciamo, è originale che dopo tanti anni loro hanno sempre mantenuto praticamente il loro stile come ti hanno raccontato. Diciamo che la cosa che mi piace, lo sai qual è? Che questo è sintomo di personalità. Se tu ti presenti con questa come antipasto, per me già parti con una marcia in più. Sì, sì, è uno dei posti dove io preferisco quando voglio mangiare cucina tipica napoletana. Perché diciamo questa cucina qua, proprio la cucina della tradizione, si è un po' persa. Oh, com'è buona sta lingua! Mamma mia! Guarda che carne, che strada di Mamma carne. mia! Vabbè, è proprio saporitissima. La lingua è un pezzo pregiato, perché tu immaginati che da una mucca ne esce solo un pezzo così di lingua. Certo, Quindi certo. Oh, buon appetito. grazie. Manuel, Sucito allardiato, mozzanella allargata. mozzanella allardiata. Fratello. Perché io li faccio sempre con gli ziti. Ah, ok, quindi perciò sei abituato così. Ecco, dici tu basta. Bellissimo. Guarda come. Boh. Buona? Basta. Sicuro? Allora, mi mangio tutto Sapore. quanto perché tengo un certo appetito, capito com'è? Se vuoi il pezzo di lardo dentro. Mamma mia. Bello oleoso, al punto giusto. Il lardo è scaricato bene. Sì. Anche se io il lardo preferisco farlo proprio a crema all'acciaio. Battuto. Però sono diverse scuole praticamente. Vabbè, Poi certo, nei piatti certo. tipici ci sono diverse scuole, ecco come ti ho detto, chi lo fa con i mozzarelli, chi lo fa con i ziti. Diciamo che Però l'interpretazione è differente da posti a Questo è un posti. po' casa in casa. In casa mia si fa in un modo. È vero. Cioè la cucina tipica è molto. Tipo per dirti, il ragù che mangio a casa mia non è lo stesso che mangio a casa tua. Magari tu metti un pezzo diverso, ne metto uno in meno, certo. un altro. Così è per l'allargato, così è per la genovese. Ognuno ha la ricetta sua da tradizione. Certo, cioè, ogni famiglia ha la sua ricetta. Capisci in cazzuola? Destino con patate. Destino con patate. Guarda, non ha duro su sto capisco. Mamma mia. Mamma mia, adesso c'è prima che stai. Faccio un pane però. Quasi. Mamma mia. Guarda, bellissimo. Questa ad esempio è la nostra generazione. Non la sapevo per questa cosa. Troppo un piatto dimenticato. Quindi Certo. patate, piselli. Questo è proprio il classico food, il classico cibo che mangiavano i nostri nonni. Proprio quello. Piatti poveri che poi oggi. Esatto. Poveri ma ricchi di sapore, Oh, buonissimo. È una simil braciola. Una simil braciola, un simil involtino. Prezzemolo, aglio. Questo è proprio saporito proprio. Fuori comunque è bella croccante, dentro bella umida. Non male veramente. Sai, io ti dico proprio la verità. Trascende questo intestino con patate. Ah, il sughetto.
Questo è importante. Questo è importante, eh. Questo è stoccafisso in cassuola. Olive, pomodorini. Secondo me ci conviene. Quando viene cotto questo, Si sfalda, si squaglia? il segreto penso che è muoverlo il meno possibile quando lo metti Ah certo. nel sugo, perché sennò si asfalta. Si sfalda, sì, sì, è vero. Allora, come ti è sembrato? Che ne pensi? Fratello, dico la verità, mi sono trovato benissimo. Fa una cosa, vai a pagare il conto, ci vediamo alla prossima volta. Come minimo. Ti ringrazio. Sei un grande fratello. Grazie. Anche a Dubraciola a Cercola ho trovato la vera tradizione. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone